Bene, eccoci insieme anche oggi, siamo in piena stagione estiva e abbiamo l'ospite giusto al posto giusto. Vale a dire, il posto giusto magari non proprio, sarebbe meglio la spiaggia, ma l'ospite è quello giusto, è Alessandro Berton, che è il presidente di Union Mare Veneto. Prima però di arrivare al motivo della sua presenza qua, alcuni dati per capire l'importanza che rivestono le coste e l'economia che muovono nella nostra regione. Lo sviluppo delle coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia è di 280 km. La percentuale di presenze sui litorali del nord-est rispetto ai litorali nazionali è del 22,8%, quasi il 23%, quindi un quarto del turismo balneare sta a nord-est. Il numero di persone presenti sui litorali del nord-est è di 30 milioni. Numero di persone presenti sui litorali del Veneto, 25 milioni, quindi 5 milioni in Friuli e 25 milioni nel Veneto. Presenze nei campeggi del litorale veneto è cresciuta indicativamente del 7% tra il 2016 e il 2017, il trend è questo, quindi diciamo il turismo en plein air continua a piacere, immagino soprattutto agli ospiti stranieri. La presenza però di Alessandro Berton è legata ad un'iniziativa nazionale che ha avuto quest'anno anche una propagine nel Veneto chiamata Sentinelle del Mare. È un progetto lanciato da Confcommercio e gestito per quanto riguarda il Veneto appunto da Union Mare. In cosa è consistito? È quella che si chiama un'azione di citizen science, vale a dire una biologa dell'Università di Bologna ha coinvolto i turisti e i soggiornanti in alcune piccole esperienze mirate a sensibilizzare sull'importanza e la tutela dell'ambiente in 3 località, che sono state Bibbione, Eraclea e Chioggia. Adesso siamo finalmente a tirare le somme. Quali sono stati i risultati? Ma i risultati sono stati sicuramente ottimi, i dati che ha citato lei precedentemente dimostrano come il Veneto ancora una volta si dimostra motore turistico del paese Italia e una delle 1000 ragioni è anche quella che riusciamo a portare avanti dei progetti importanti per dare sempre delle risposte agli ospiti che frequentano le nostre spiagge. Questo progetto che Union Mare Veneto ha coordinato in esclusiva per la costa è un esempio della volontà di come si vuole sempre andare avanti. Abbiamo fatto questa convenzione con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna e la dottoressa Antezza, biologa che ha operato sulle nostre coste, in queste 3 settimane si è spostata nelle 3 località che ha citato lei, ma idealmente coprendo tutta la costa veneta per fare appunto questa attività di monitoraggio, di diffusione, di divulgazione scientifica, di contatto, di informazione con gli ospiti che frequentano le nostre spiagge. È stata sicuramente un'iniziativa molto apprezzata dai turisti e che ha anche un suo valore scientifico perché ci ha permesso una volta tanto non solo di parlare dei servizi, dell'eccellenza dei servizi delle nostre spiagge, dei nostri campeggi, dei nostri stabilimenti balneari, ma anche di quella che è la qualità del nostro territorio, delle bellezze naturalistiche e ne abbiamo veramente di molto importanti. Ecco, è stata un'iniziativa che aveva prioritariamente uno scopo di comunicazione. Voglio dire, coinvolgere i soggiornanti per spiegare loro le bellezze ambientali e la cifra ambientale delle località del Veneto, perché poi per quello che riguarda il controllo ci sono evidentemente gli enti preposti, questa aveva un altro scopo. Sì, Sentinelle del Mare nasce appunto da un presupposto scientifico e questo è il motivo della collaborazione con l'Università Alma Mater di Bologna. In realtà serve per sensibilizzare gli ospiti che frequentano la nostra costa su quelle che sono le ricchezze naturalistiche e ambientali e su quanto è importante preservarle. Il fatto che questo progetto di respiro nazionale abbia avuto da una parte il riconoscimento del Ministero dell'Ambiente e in Veneto il patrocinio sempre dell'assessorato competente della Regione Veneto è di per sé dimostrazione della validità e dell'importanza di questo progetto che in Italia esiste già da 3 anni, è la sua 3ª edizione, mai era arrivato in Veneto, abbiamo colmato questo gap quest'anno facendoci capo, come Union Mare Veneto all'interno del sistema Confcommercio di coordinarlo in esclusiva per la nostra costa e lo abbiamo voluto non dedicare ad una singola località ma proprio far sì che potesse coprire idealmente tutte e 10 le splendide spiagge della nostra costa veneta. C'è un dato che l'ha sorpresa da questa azione?
Personalmente mi ha sorpreso la risposta degli ospiti, nel senso che quando si parla di qualcosa che è scientifico, magari lo si fa sotto l'ombrellone al sole, non credevo che ci fosse una risposta così importante, invece Arianna è stata accolta veramente in maniera molto positiva non solo dalle strutture che l'hanno ospitata e che l'hanno messa a contatto con gli ospiti, ma soprattutto dai turisti che frequentano le nostre spiagge. Sono stati allestiti dei veri e propri momenti di contatto scientifico, dove c'è stata la possibilità da parte della biologa di fare formazione e informazione nei confronti soprattutto dei bambini, ma anche di molte persone semplicemente interessate che ad esempio non sapevano quali ricchezze possono offrire le Tegnue di Chioggia, piuttosto che la laguna del Mort, piuttosto che la biodiversità della laguna di Bibbione e altri posti dove siamo stati, e quindi i veri protagonisti sono stati proprio gli ospiti che hanno interagito con la dottoressa Antezza. Beh, così è troppo facile, però tocchiamo anche qualche problema a proposito di sensibilità ambientale e alcuni dati sui rifiuti spiaggiati. Sì. Sul litorale della costa veneziana ogni anno vengono appunto raccolte 20.000 tonnellate di rifiuti e questo costa alla comunità 2 milioni di euro. È ovvio che la colpa non è di quelli che stanno sulla spiaggia, ma è una responsabilità collettiva. Però c'è ancora tanto da fare rispetto al mare, cioè per molti ancora il mare viene vissuto un po' come una sorta di cloaca nella quale si può buttare un po' di tutto. Allora, è indubbiamente un tema che va affrontato, che noi affrontiamo quotidianamente, ma che probabilmente necessiterà quanto prima di una cabina di regia ad un livello più alto. Altre iniziative che ci hanno visto protagoniste nel recente passato dimostrano come la logica del campanile non paga più, non lo fa a livello di promozione, non lo fa a livello di strategia, credo non paghi nemmeno nell'affrontare tematiche importanti come sono quelle del rifiuto spiaggiato e mi permetto di aggiungere dell'annoso problema del ripascimento. Certo. Proprio in questo senso ci stiamo muovendo in queste settimane per sensibilizzare sempre di più le amministrazioni comunali, ma soprattutto quelle regionali che devo dire sono sempre state disponibili al confronto e al dialogo, perché credo che si debba convocare presto una cabina di regia e sedere ad un unico tavolo appunto regione, comuni, associazioni di categoria, gli operatori per trovare delle risposte concrete per far sì che queste tematiche qua non siano più il problema della singola località o della singola categoria, ma che vengano affrontate a livello di sistema come Costa Veneta. Altro problema, sempre per rimanere un po' collegato ai rifiuti, ma credo sia un problema più generale, è la forte escursione di abitanti che le località turistiche hanno tra la parte invernale e la parte estiva. Il dato rifiuti secondo me è esemplare, perché se ne parla tanto a Venezia, ma a Venezia la media di rifiuti pro capite è di 612 kg. Prendo a caso Comune San Michele al Tagliamento, vale a dire Bibbione, 1537 kg, Cavallino 1508, Caorle 1310, Jesolo 1133. Sono cifre enormi che ovviamente vanno suddivise per gran parte su 3-4 mesi della stagione estiva. Ecco, in questo momento, secondo lei, le amministrazioni, i governi, cioè l'amministrazione si rende conto, sta dando risposte adeguate a questa esigenza che in questo caso abbiamo parlato di rifiuti, ma vale per l'ordine pubblico, vale chissà per la risposta sanitaria? Non vorrei ripetermi, ma io credo che il ragionamento che abbiamo fatto poc'anzi relativamente allo spiaggiato e al ripascimento sia veramente un modus pensandi che può essere applicato a tanti temi. Questo è uno di quelli. Le località che lei ha citato sono delle piccole cittadine, a volte addirittura dei paesi che poi durante il periodo estivo diventano dei grandi centri di interesse economico, quasi delle metropoli. Il fatto che il Veneto sia il motore turistico d'Italia e che di quel primato turistico il comparto balneare sia una fetta molto importante deve farci riflettere e ragionare. Noi dobbiamo capire che tutte quelle azioni che sono mirate
a migliorare la risposta che si può dare a queste problematiche, tenendo conto anche della qualità di vita delle persone che poi vivono 12 mesi l'anno in questi posti, in queste località, non possono essere frutto di un'iniziativa individuale, ma devono essere appunto azioni concertate, come dicevo prima, tra gli operatori, la Regione. Io frequento anche il direttivo nazionale all'interno del Sindacato Italiano Balneari, posso testimoniare come in Veneto siamo fortunati perché abbiamo un'ottima capacità di dialogo con le amministrazioni comunali, con quella regionale, con gli operatori, non è una cosa così scontata e così facile da trovare, quindi credo che questi interlocutori debbano e possano parlarsi sempre di più per riuscire a dare risposte concrete a queste problematiche che necessitano ovviamente dell'attenzione di tutti. E Union Mare insomma, ha anche questo scopo, riuscire a far dialogare operatori fino a poco tempo fa magari all'ombra del campanile, ciascuno, tutti contro tutti. Union Mare è sicuramente un'associazione molto importante perché rappresenta una fetta importante di quello che è il comparto turistico balneare della nostra regione e sta portando avanti questa nuova idea di dialogo perché comunque siamo convinti che il brand della Costa Veneta sia un brand vincente che ci permette di competere su tutti i mercati, sotto tutti i punti di vista, con altre situazioni, con altre destinazioni. Come dicevo prima, dobbiamo superare la logica del campanile e ragionare solamente per una località a una logica di sistema che ci permetta di essere più competitivi e di abbracciare idealmente interessi più ampi. Grazie ad Alessandro Berton, che è il presidente di Union Mare Veneto, a questo punto una buona stagione. Grazie a voi. Grazie. Ci si vede alla prossima, una buona estate e un buon soggiorno al mare a chi c'è. Ci si vede.